Bene, eccoci insieme ancora una volta. Questo è, come tradizione, Tempo di Bilanci. Chi lo ha fatto con i giornalisti del settore Maurizio Conte, assessore all'ambiente, oggi qua con noi, e quindi con lui faremo appunto il bilancio di un anno di attività, dando anche uno sguardo a quanto ci aspetta per il 2012. Allora, la prima osservazione a vedere la complessità delle attività dell'assessorato all'ambiente veneto è che comunque il 2011 è stato un anno tra virgolette bloccato o vocato alla difesa idrogeologica, al riparo dei danni dell'alluvione del 2010. Questo vi ha impegnato molto. L'aspetto dell'alluvione è stato predominante rispetto a quelle che sono state appunto tutte le tematiche che comunque sono state affrontate in questo anno. L'alluvione ha dimostrato la forte criticità del sistema veneto a livello di sicurezza idraulica e la necessità di una forte pianificazione e di interventi strutturali. È proprio per questo che nell'ambito di quest'anno, grazie al lavoro dei vari esperti, della realizzazione di un piano di pianificazione che può dare sicuramente prospettive e garanzie per quanto riguarda l'operatività e l'applicabilità appunto di infrastrutture che poi servono per la sicurezza, hanno bisogno in questo momento di una pianificazione finanziaria, perché questo è l'aspetto fondamentale. Su questo si innesca soprattutto quello che è la necessità di manutenzione, perché abbiamo chilometri e chilometri di argini che hanno bisogno appunto di essere manutentati, devono essere puliti, e proprio questo è l'aspetto anche di certe delibere che abbiamo approvato, ad esempio sulla compensazione, quella di dire noi abbiamo gli alvei dei fiumi che ormai sono pieni di inerti trasportati dalla montagna verso il mare, e c'è la possibilità quindi di dire magari ai privati: puliamo questi alvei dei fiumi, abbiamo del materiale buono e degli inerti che può avere un valore, e in cambio magari ci pulite dalle alberature, da quello che è la crescita della vegetazione nell'ambito degli alvei che poi crea dei problemi, puliamo o realizziamo delle opere infrastrutturali che servono per garantire quel territorio per quanto riguarda la sicurezza idraulica. Non è questo il caso, ma in tempo di crisi economica pare un po' il ritorno al baratto. Ecco, la Regione ha magari delle difficoltà appunto economiche, penso che questo possa essere da stimolo appunto a una collaborazione col privato, anche perché innesterebbe quello che può essere anche a livello economico attività che possono avere un reddito. Perché però il pubblico sia in grado di controllare, perché proprio sulle infrazioni, insomma. Il controllo è fondamentale, proprio per questo che saranno i geni civili che andranno a individuare i tratti che avranno bisogno di questi interventi, e su questo faranno le giuste valutazioni delle proposte, ma soprattutto anche il controllo che vengano realizzate come previsto dalle autorizzazioni. Dall'altra parte invece finanziamenti che devono guardare alle grandi opere infrastrutturali, e in particolare a quelle casse di espansione che servono per trattenere l'acqua quando ce n'è tanta, nei momenti di piena, soprattutto trattenerla nella fascia pedemontana perché non arrivi con la sua forza in pianura e poi possa creare appunto difficoltà strutturali per quanto riguarda appunto la tenuta ad esempio degli argini, come purtroppo abbiamo visto nel momento dell'alluvione. Quindi opere che in parte iniziano già a essere progettate per essere realizzate, già con una copertura finanziaria, 4 grandi casse nella fascia vicentina, veronese e trevigiana, e dall'altra parte invece opere ulteriori che noi vorremmo come Regione pianificare proprio con finanziamenti mirati nell'ambito del bilancio regionale prossimo del 2012 in poi. Semplificando, l'obiettivo è riuscire a mettere sulla posta della difesa idrogeologica 90 milioni di euro. 90 milioni di euro, una ventina per quanto riguarda le manutenzioni, un'altra ventina per quanto riguarda tutte quelle opere realizzate dai servizi forestali nell'ambito soprattutto montano. Indispensabili, perché la sicurezza della valle dipende da monte. Dalla montagna, perché appunto garantire la sicurezza in montagna vuol dire riuscire a trattenere più acqua, vuol dire appunto saper reggimentare il flusso delle acque, e 50 milioni invece di un fondo appunto dedicato a quelle che sono le grandi opere strutturali. Abbiamo imparato nel corso della conferenza stampa di fine anno che le competenze dell'assessorato all'ambiente sono veramente variegate. Ad esempio sulla questione salubrità dell'aria siamo fuori norma per almeno un paio di parametri nel Veneto.
purtroppo non solo il Veneto, tutta sì, la pianura padana è una realtà che vede appunto per una questione di meteo, per una questione appunto di quella che è il territorio, per una situazione che vede una forte concentrazione industriale che sicuramente incide poi su quello che è l'inquinamento dell'aria, una realtà che ha bisogno appunto di un coordinamento e soprattutto di una massima attenzione anche a livello europeo. È per questo che abbiamo sottoscritto qualche mese fa proprio a Bruxelles un protocollo d'intesa tra tutte quelle regioni europee, Baviera, zona della Spagna, di Barcellona, quelle aree che più fortemente hanno caratteristiche simili, che vedono una forte concentrazione produttiva, ma che hanno appunto anche una conformazione territoriale di un certo tipo, che vede magari poco vento, poca possibilità di diluire nell'aria quelli che possono essere gli inquinanti, e su questo non per chiedere deroghe all'Unione Europea, ma perché certi parametri devono essere considerati in maniera diversa, perché pensare che appunto con tutti gli impegni che si stanno facendo, si sta investendo su quello che è un sistema ad esempio della realizzazione della metropolitana in superficie in Veneto, si sta realizzando un'opera che sicuramente darà la possibilità a tanti cittadini pendolari che adesso usano la macchina per trasferirsi da una città all'altra, dalla periferia alla città, di poter appunto utilizzare a breve un sistema di metropolitana in superficie che permetterà tempi veloci ma soprattutto anche minore inquinamento. Sono investimenti che però confliggono con una situazione generale che noi vorremmo appunto che insieme al Ministero dell'Ambiente si possa appunto affrontare anche a livello europeo con una visione diversa. Glielo dico con un sorriso, ma non è che stiate cercando di far diventare un po' più italiani anche gli stranieri? Intendo dire, purtroppo in Italia abbiamo esperienze in cui non riuscendo a rispettare i parametri li abbiamo abbassati, però insomma il nostro corpo e la nostra salute non è che rispetti la burocrazia. Ma è proprio questo, non è l'obiettivo di abbassare i limiti, è quello di invece far capire che qui da noi una quantità di inquinante rispetto a altre aree sicuramente incide di più, ma magari è minore di quello che viene prodotta in altre aree. Quindi è proprio questo, guardiamo effettivamente a quello che viene prodotto come sistema padano rispetto a quella che poi è la ricaduta, perché vuol dire che anche se l'impegno c'è, purtroppo certe condizioni poi non ci fanno raggiungere quei limiti. Se ho ben capito, la cosa mi ha sorpreso, anche per le fognature siamo in infrazione verso l'Unione Europea? Ci sono alcune aree che appunto non hanno ottemperato a quella che era la necessità di arrivare a certi livelli di depurazione delle acque, e su questo la Regione ha investito parecchi in finanziamenti per quanto riguarda appunto la realizzazione delle opere, però la competenza è proprio ad esempio degli ATO che devono pianificare e devono garantire nell'ambito dei loro territori quelli che sono la giusta copertura sia della rete sia della depurazione. Proprio per questo che si sta incentivando anche quello che può essere un raggiungimento regionale degli obiettivi. Possiamo guardare appunto a territori singoli, dobbiamo guardare anche a quello che è una pianificazione che garantisca soprattutto una tariffa adeguata al servizio, ma che tenga veramente in conto anche di quelli che sono gli investimenti da fare, e quindi bilanciare quello che può essere l'aspetto della qualità del servizio con una tariffa adeguata, però senza appunto remore su quella che è la necessità di investire sull'acqua, sulla depurazione soprattutto. Dobbiamo pensare ad esempio cosa costa l'acqua ad esempio in altre regioni, in altre città dell'Europa. A Berlino costa 4,50 €, a Parigi 3,50 € Non ci dica che vuole aumentare l'acqua. No, ma vuol dire capire che se da noi l'acqua vale 1,50 €, questo forse è limitato rispetto a quelle che sono le esigenze, soprattutto di tutelare questo bene. Un altro esempio, noi abbiamo una fascia soprattutto nella ricarica di pozzi privati che pescano direttamente, che non pagano niente. Certo. Allora è questo anche un segnale di civiltà. Tu non paghi niente perché ti trovi l'acqua buona là, però devi guardare a un sistema che deve garantire
complessivamente quello che... Noi stiamo facendo come Veneto un progetto importante, stiamo realizzando l'anello acquedottistico Veneto, il MOSAV, questo per dare acqua buona a tutto il Veneto, magari proprio alle zone di Rovigo che continuano ancora ad attingere dal Po e dall'Adige, devono appunto potabilizzare l'acqua con costi elevati, però questo sistema costa, ha un costo e purtroppo non possiamo farlo ricadere a chi è meno fortunato, non possiamo farlo pesare dove c'è l'acqua buona, ma un sistema equilibrato dove tutti partecipano penso sia opportuno. Grazie, per ora mi devo fermare qua, ma contiamo naturalmente nel corso del nuovo anno di avere una frequentazione maggiore con l'assessore Conte, perché davvero le cose che è importante sapere sono tante. Concludo con una nota positiva, abbiamo toccato alcuni aspetti critici per l'ambiente della nostra regione. La nota positiva è la balneabilità delle acque del Veneto, è praticamente ottimale, insomma. L'85% delle acque del Veneto sono eccellenti. Vuol dire che al di là di certe situazioni critiche, quello che è stato l'investimento sulla purificazione delle acque, soprattutto in ambito industriale e poi anche in ambito civile, sono stati investimenti che stanno dando i loro frutti, soprattutto nell'ambito appunto della balneazione, che per noi è una priorità, soprattutto poi a livello turistico. Questa economia è sicuramente legata alla qualità ambientale e soprattutto alla qualità delle nostre acque. Grazie all'assessore Conte, chiudiamo in velocità, sigla. Arrivederci.